Io dopo, Io, dopo quello che ho sentito oggi, no. io ti posso dire che allora, da Fabrizio, comunque il mio amico, mi ha detto che comunque è una persona, quindi comunque non è che lo sa lui, però per terze voci Conte faccia comunque intendere che vuole rimanere. Solo che le parole di oggi, sia di Oriali, sia ho visto un video della moglie che fa vicino al tifoso, farò di tutto per farlo rimanere, le parole di Lukaku non confermano il fatto che Conte comunque voglia rimanere. Però No, allora io penso che questa cosa, perdonami se ti interrompo, il fatto che non ci sia l'ufficialità, per così dire, che Conte rimanga, è dovuta solo dal fatto che evidentemente lui vuole un attimo un confronto con De Laurentiis prima di prendere la decisione definitiva. Io penso sia solo questo il motivo e quindi io credo che se De Laurentiis dirà le cose giuste nel confronto serio, perché che ne dicano tutti i giornali, no, ma al compleanno si è capito, non si è capito, ma siamo in fase di festeggiamento, cioè non c'è stato ancora un confronto serio fra le parti, secondo me, per capire che cosa fare o non fare. Lui probabilmente vuole un attimo un confronto serio con il presidente per capire effettivamente che tipo di progettualità ci può stare da qui in avanti. sì, Che ci può però, anche stare, eh. però io una cosa non capisco, no? E allora, oggi per esempio, quando hanno intervistato De Laurentiis ha comunque confermato il fatto che De Bruyne è il prossimo ad arrivare, no? Comprando cioè lui ha detto che ha fatto la videochiamata con De Bruyne e la moglie che sa che De Bruyne si è addirittura acquistato una villa a Posillipo, quindi ha lasciato intendere, no? Io sono ancora scioccato da questa cosa che ha detto il presidente in Io mi diretta. faccio 18.000 completini con scritto De Bruyne dietro, spenderò miliardi l'anno prossimo. Però capito, cioè, allora a questo punto io vi faccio una domanda. Secondo voi, sotto quale aspetto Conte vuole delle conferme da De Laurentiis? Cioè, perché comunque se tu come primo colpo post scudetto prendi De Bruyne, vuol dire che comunque tu vuoi andare verso una certa direzione, no? Si è parlato di De Bruyne, addirittura in questi giorni avevo letto di Sané a parametro zero, di Jonathan David, cioè David è più, diciamo, in corso, pare, comunque una trattativa. Sané, capito? secondo me, è più un'indiscrezione. Non è più il Napoli che vendeva Insigne e prendeva il Kvaratskhelia sconosciuto, che poi si è rivelato comunque fenomenale. Però quando il Napoli ha acquistato Kvara, nessuno lo conosceva, a parte Giuntoli. Quindi questo dico, quindi la squadra penso che bene o male verrà formata per fare bella figura in ambedue le competizioni importanti. Il contratto c'è, l'amore di Napoli non penso che manchi, anche De Laurentiis ha confermato che se Conte vuole rimanere lo seguiamo come nostro condottiero. Quindi secondo voi è vero la possibilità che Conte voglia sul discorso del centro sportivo, campi di allenamento, eccetera? Credo che la Eh, progettualità che lui cerca è quella.